Abitante del pianeta Terra, questa storia oggi è per te. Ed è la storia di uno sport noto anche come nobile arte, che in molti conoscono come pugilato, che i francesi chiamarono box, ma che noi chiameremo pugilismo. Perché pugilismo? Perché? Questo è uno sport antichissimo che fonda le sue radici già nel terzo millennio a.C. Infatti in un graffito preistorico degli antichi Sumeri è possibile vedere delle persone intente a combattere a pugni chiusi e sotto di essi la scritta a caratteri cuneiformi che la promozione di poltrone e sofà termina domenica. Ieri degli artigiani sumeri, infatti. Il pugilismo non è uno sport per tutti. No. I grandi campioni si contano sulle zampe di un millepiedi. Però. Fortuna vuole però che uno dei più grandi talenti sia nato qui, in Veneto. E il suo nome riecheggia ancora nelle stanze della memoria. Piero Seguea. Ma chi sei? È il primo dopoguerra. Piero, i genitori sono Nathan e Kimberly Seguea, sono americani, Certo. vivono in Kentucky nel loro ranch di proprietà dove allevano 130 cavalli puro sangue. Sono tra le 10 famiglie più ricche del Kentucky, ma hanno una grande ambizione, vogliono di più. E così decidono di trasferirsi dal Kentucky qui in Veneto, nel Basso Polesine, in cerca di fortuna. In cerca di fortuna. Scusa, forse che c'è qualcosa che non va. Come direbbe il grande campione di scacchi Kasparov, bea mossa. Infatti, concordo. E naturalmente nel 1949 qui a Ocamarina nasce il piccolo Piero Seguea. In un'epoca in cui Piero Seguea, in un'epoca in cui avere tanti figli era normale. Come dicono gli inglesi, no Netflix, no Sky, stasera boom boom. Certo. E così Inglesi Piero, dice sempre così. Piero è l'ultimo dei 25 figli della famiglia Seguea. Però. Ma quel che è peggio è che i genitori, non avendo tanta fantasia, ne chiamarono Piero almeno 8, 4 maschi e 4 femmine. Come ti chiami, Piero? Piero continua a combattere, inizia a combattere fin da giovane, fin da piccolo, con i suoi fratelli, per un tozzo di pane, per un giocattolo, per l'ultimo numero di Cioè. Ma scusa, nel dopoguerra? Anche perché l'idea di trasferirsi dal Kentucky al Basso Polesine si rivela essere un'idea meno geniale del previsto. Ma Chi l'avrebbe mai detto? Beh, mi per esempio. sì. A quel punto si inizia ad avere la fame. È perché il cibo scarseggia e chi ne risente di più è il piccolo Piero. Perché il suo fisico cambia drasticamente. Pensate che all'età di 1 anno e poco più è alto appena 1,05 m e pesa 122 kg. Scusa, ma I genitori sono molto preoccupati. ma Ma anche il pediatra? come dicono gli inglesi, in Kentucky, tacchi, minote tacchi, tacchi tito, tacchi in Kentucky. ma scusa, tipico proverbio. Passano gli anni e Piero Seguea continua a crescere e continua a combattere perché vive nei sobborghi delle cittadine del Basso Polesine, dove all'ombra dei grattacieli o nelle stazioni della metro o nei vicoli bui dove gli sbirri non hanno il coraggio di entrare, si combatte il vero pugilismo, quello della strada, quello dove in palio non c'è una cintura, ma c'è il rispetto, il riconoscimento, la sopravvivenza e a volte anche la gnocca. A volte. Anzi, siccome sei Basso Polesine, è po' di gnocca. D'altronde, come si dice in Kentucky, cheers cheers, cinciocca, I love la gnocca. Scusa, ma molto simile al Veneto, eh? È il 1969, Piero Seguea ha 20 anni, ma intorno a lui il mondo sta cambiando perché 500.000 persone partecipano al festival di Woodstock per 3 giorni di pace e musica rock. E così, mentre la gente dice stop alla violenza ascoltando le parole di Jimi Hendrix, Joan Baez o Gigi D'Alessio, il piccolo Piero Seguea e il giovane Piero Seguea continua a combattere per la strada, quella strada che non conosce pace e dove la sopravvivenza è l'unica chance. Ma come diceva una canzone di Jimi Hendrix, mai non mollare mai se non ce la fai. È plagio. Il 1969 è anche un anno speciale per la svolta della storia di Piero Seguea. Segnatevi questo nome, Willy Obtortocollo. Willy Obtortocollo. Segnatevelo bene perché Willy Ossocollo è ovviamente il più grande talent scout che il Veneto abbia mai conosciuto. Willy Torcicollo è Segnate il nome perché se lo desmente anche talmente bravo nello scovare talenti che una mattina, vedendo Piero Seguea che combatte contro una vecchia signora, capisce che ha un grande talento. Ma che così dai, invece? lo invita nella sua palestra. Il giorno dopo Piero Seguea si presenta insieme alla vecchia signora ok. e conosce il pugilato, capisce che non c'è solo il pugilismo, che non serve combattere soltanto per il rispetto, il riconoscimento, la sopravvivenza e la gnocca, si può combattere anche per una cintura. Certo. Per Piero Seguea è una folgorazione, o come dicono gli inglesi
Da quel momento è un allenamento continuo. Mentre Woodstock ormai è leggenda, la radio continua a passare quella musica che è perfetta per l'allenamento, per non sentire la fatica, per non sentire il dolore. Il fisico di Piero Seguia si stravolge completamente. Certo. Ormai non è più quel bambino ossuto di 1,05 m per 122 kg. Ossuto soprattutto. Ora è un uomo di 1,07 m per 121 kg. E Sega slonga, un e Sega allenamento, e Sega fatto, Pippo, eh? A quel punto Piero Seguia è pronto. Certo. E il suo mentore, Willy, principe di Bel Air, braccio intorno al collo, decide di organizzargli il match dell'anno. Il match che l'avrebbe fatto conoscere al mondo intero. È la notte di Natale del 1969. Il ring è quello del Madison Square Garden di Papozze. Pare che ne sia uno anche a New York. Anche secondo me. All'angolo rosso c'è lo sfidante, Piero Seguia, e all'angolo blu c'è il campione in carica, Fulvio Carton, detto Mani di Pietra. Piero Seguia sa di avere una chance, sa di avere grande talento. Quel che non sa è che ben presto busseranno alla sua porta gli eventi, il destino, il fato. O come dicono gli inglesi, toc toc, chi è un merlo che fa me. Citazione questa, eh? Al suono del gong parte subito il campione con una sequenza allucinante. Gancio sinistro, gancio destro, una mano alla cintura, una mano alla cabeza, un movimento sexy. Che Piero colpi Seguia- mortali. Piero Seguia è in balia dell'avversario, davanti ai suoi occhi gli passa tutto il film della sua storia. L'infanzia passata a combattere per un giocattolo, o l'adolescenza passata a combattere con le vecchie signore, fino agli ultimi mesi di un duro allenamento, sempre con la colonna sonora della magica musica di Woodstock. Ma lì Piero Seguia ha un'intuizione e compie un gesto che cambierà la storia. Fa un balzo in avanti verso l'avversario e lo abbraccia, gridando: basta violenza, meno pugni e più abbracci, perché se io posso cambiare, voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Non era Rocky. Infatti. Come dicono gli inglesi, it's another movie. Certo. E infatti il campione lo colpisce con un gancio alla mascella e con una ginocchiata lì dove non batte il sole, o come dicono gli inglesi, try Maroni. Certo. Mi va a pace. Il sogno di Piero Seguia si infrange, e non solo quello. Certo, soprattutto. Al termine dell'incontro dichiarerà: beh, speravo meglio. Da quel momento, inspiegabilmente, non combatterà mai più. Chissà perché. Tenterà la fortuna come voce singola del coro del Kentucky delle voci bianche. Certo. Questa era la storia del primo pugile pacifista, quel Piero Seguia che passerà alla storia col soprannome di El Genio. Pugile pacifista, sei proprio un genio. Cioè,